guerra mette in crisi il sistema Prosecco, vetro introvabile al 30% in più in 4 mesi, mancano le capsule e le etichette mentre migliaia di bottiglie pronte per Russia e Ucraina rimangono invendibili nei magazzini. Nel frattempo cresce il debito delle famiglie venete, soprattutto a Padova, Treviso e Venezia, e per la CGA di Mestre la preoccupazione è quella del rischio usura. Dopo i fatti del terraglio con le 2 donne travolte dal 25enne rom e la mattanza di Pieve di Soligo, interviene il prefetto, i responsabili pagheranno. Stamane il flash mob sulla sicurezza organizzato da Lega e Fratelli d'Italia nel paese dell'83enne ucciso durante la rapina in casa dopo i funerali di martedì, prevista una fiaccolata. E la fiaccolata è una risposta chiara del sindaco ai partiti che hanno organizzato il sit-in nonostante non fosse d'accordo. Soldan manifestazione inopportuna, Boff parla come i sindaci di 70 anni fa. Blitz del centro sociale Giango che ha tagliato la rete di recinzione del dormitorio di via Pasubio, poi portato in municipio l'ira del sindaco Conte. In Italia si allentano le restrizioni, a Shanghai in Cina il lockdown drastico, il racconto dell'imprenditore bassanese Riccardo Parisi. A settembre la futura fiaccola olimpica di Milano Cortina attraverserà la Marca da Castelfranco a Possagno passando per Asolo, la gioia del sindaco Migliorini, una festa per tutta la comunità. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. In primo piano per questa edizione trevigiana dei nostri telegiornali l'allarme che arriva dal mondo del Prosecco, venti di crisi che soffiano sempre più forti sul comparto. La guerra in Ucraina infatti sta svuotando i magazzini del materiale per l'imbottigliamento e allo stesso tempo mantiene pieni quelli delle bottiglie destinate proprio ai mercati di Ucraina e Russia, ma ci spiega tutto nel servizio di apertura il nostro Lucio Zanato. Chi le ha se le tiene strette e se può cerca anche di accaparrarsene di nuove nei mercati paralleli. Sono le bottiglie per il Prosecco che la guerra in Ucraina ha letteralmente decimato, ma è tutta la filiera dell'imbottigliamento che rischia di fermarsi. Ci sono molte difficoltà per l'approvvigionamento del secco, cioè vale dire etichette, capsule, cartone e bottiglie soprattutto. Ecco appunto, bottiglie perché c'erano delle aziende che sono italiane ma che avevano produzione in Ucraina. Esatto, c'era un'azienda importante, questa azienda produceva 5 milioni e mezzo di bottiglie al giorno, è stata bombardata. Il polso della situazione ce lo racconta Francesco Durusian, uno dei volti della DOCG del Conegliano Valdobbiadene, che sottolinea l'ennesima conseguenza della delocalizzazione selvaggia che sta già portando all'aumento dei prezzi. Dobbiamo sentire i distributori, i produttori di vetro. Tengo a precisare che dal 1 gennaio c'è stato un aumento dal 13 al 15%. Poi in generale diciamo che la materia ferrosa è aumentata dal 30 al 50%. Ci sono prezzi che secondo me non sono giustificati. Benché il mio parere personale è che ci siano delle speculazioni forti da parte delle multinazionali e noi praticamente siamo succubi a questo sistema. Tutto questo con il prodotto che continua a mancare significa inevitabili aumenti per il Prosecco, allo scaffale e al banco. Tutta la gente ha un potere d'acquisto pari a un 15-30% o meno, di conseguenza sicuramente ci saranno delle tensioni sul mercato. Preoccupazioni per il mercato interno, ma anche per le rimanenze di quello che è stato la Russia e l'Ucraina, con le bottiglie già imballate con le fascette dell'Est Europa. L'Ucraina e la Russia per il nostro mercato della DOCG Conegliano Valdobbiadene era un mercato interessante, anzi si stava appunto sviluppando. Purtroppo ci sono aziende che hanno investito in questo, hanno del prodotto fermo con la doppia fascettatura perché come sappiamo in quei paesi lì abbiamo un altro contrassegno di Stato e deve essere posto sul collo della bottiglia oppure a cavallo della bottiglia. Di conseguenza lei si immagini le problematiche che ci sono per ricommercializzare o togliere queste fascette che secondo me è stato creato un danno importante per il nostro territorio. E non c'è solo il Prosecco a rischiare, sono tante eccellenze del territorio. Se ne è parlato questa mattina a Treviso.
E tra gli stand di Gusto Artigiano, la rassegna che per 3 giorni porterà in piazza le eccellenze agroalimentari della marca, che viene lanciato l'allarme. Sono proprio i prodotti tipici, quelli che fanno del Veneto e del Trevigiano territori conosciuti in tutto il mondo, ad essere in pericolo. Come a rischio è la competitività delle aziende che li producono. Pesano i rincari di energia e gas e la carenza di materie prime che arrivano da Russia e Ucraina e che sono fondamentali per la sopravvivenza di interi comparti. Basti pensare a quello caseario. Che stanno producendo un latte di fatto sotto costo, perché oggi come oggi gli viene garantito 41-42 centesimi a fronte ormai di 51-52 centesimi di costo di produzione al litro di latte. È ovvio che una situazione come questa è insostenibile, perché significa chiusura delle nostre stalle. Pensiamo a cosa vale oggi il latte prodotto qui in Italia e prodotto nel nostro territorio veneto, che va poi a ripercuotersi sulla questione dei nostri formaggi, che sono delle eccellenze. In questo momento la priorità è una sola. L'emergenza è tenere in piedi le nostre aziende. Aziende che si chiudono significa migliaia di posti di lavoro, ma significa perdita di eccellenze che poi non recupereremo più. Quindi bisognerebbe vedere la politica delle PAC, perché così non si può andare avanti. Bisogna distinguere bene il produttore, l'agricoltore vero, e da chi invece trasforma i prodotti in agricoltura. Le sanzioni alla Russia da una parte, la mancanza di materie prime che arrivano dai paesi in guerra dall'altra rischiano di bloccare la produzione se il governo non interverrà con azioni di sostegno. Ci sono già aziende che stanno in cassa integrazione perché non ci sono le materie prime, perché venivano fatte in quei paesi lì. E poi c'è il settore dell'edilizia che paga a sua volta lo scotto del costo delle materie prime. A rischio molte opere pubbliche, visto che i progetti realizzati pensando ai fondi del PNRR non tenevano ancora conto dei rincari. Per lunedì il presidente Marcona ha convocato l'assemblea dell'UPI per fare il punto. Il rischio che si pianti tutto è elevatissimo oggi. Se non viene rivisto il PNRR ci troveremo a dover fare i conti con gare che vanno deserte, con gare vinte rispetto alle quali non vengono sottoscritti i contratti, e quindi con il sistema che si ferma, e l'opportunità del PNRR potrà mutarsi in un boomerang. E non va bene nemmeno per le famiglie venete trevigiane, in particolare un allarme specifico arriva dalla CGA di Mestre, sempre più concreto lo spettro dell'usura. Gli aumenti del costo dell'energia, del gas, del carburante, delle semplici materie prime che finiscono sulle nostre tavole stanno portando ad una costante crescita del debito delle famiglie venete. L'analisi è quella dell'ufficio studi della CGA di Mestre. A fine 2021 il debito ammontava complessivamente a 50,7 miliardi di euro. L'importo medio per nucleo familiare era poco al di sotto dei 24.300 euro, con un incremento rispetto all'epoca pre-Covid del 7,5%. Tra tutte le regioni d'Italia, solo in Trentino Alto Adige si è registrata una variazione percentuale maggiore di quella veneta. Le famiglie più in rosso sono quelle della provincia di Padova, seguite da quelle di Treviso e Venezia. I nuclei familiari meno indebitati in Veneto risiedono nel Bellunese. Per la CGA si tratta di una situazione critica ma non drammatica. Ci preoccupa di più il diffondersi del rischio usura, che potrebbe colpire soprattutto artigiani e piccoli commercianti che, ad esempio, il caro bollette lo stanno pagando 2 volte. La prima come utenti domestici e la seconda come imprenditori per produrre all'interno delle proprie attività e per riscaldare e illuminare negozi e botteghe. Un fenomeno, quello dell'usura, difficile da inquadrare con dati reali, visto che spesso, sottolinea la CGA, chi finisce nella rete di questi criminali spesso ha paura di denunciare i suoi aguzzini. E con la crisi economica, legata anche alla situazione geopolitica, le forze dell'ordine denunciano da tempo molti segnali di avvicinamento delle organizzazioni criminali al mondo dell'imprenditoria, soprattutto artigiani, commercianti e partite IVA. Lavoratori autonomi che inizialmente si indebitano per poche migliaia di euro, ma nel giro di qualche mese si trovano nell'impossibilità di restituire questi soldi perché nel frattempo gli interessi hanno raggiunto livelli spaventosi. Sono queste, secondo l'ufficio studi della CGA, le realtà più a rischio. Secondo l'associazione degli artigiani, lo Stato deve intervenire con massicce dosi di liquidità, ma anche incentivando il ricorso al fondo per la prevenzione dell'usura. Dall'attualità alla cronaca, con le parole nette del prefetto di Treviso Sidoti, che guarda i recenti fatti del Terraglio e alla mattanza di Pieve di Soligo. La giustizia presenterà il suo conto. Queste le parole del prefetto.
Per quanto riguarda la certezza della pena, io sono assolutamente fiducioso che la magistratura opererà secondo quelle che sono le nostre leggi e chi ha sbagliato pagherà e pagherà quello che è giusto. La giustizia presenterà il suo conto, ne è certo il prefetto di Treviso Angelo Sidoti, guardando ai recenti fatti di cronaca che hanno sconvolto la Marca. Prima l'incidente è costato la vita a Mara Visentin e Miriam Cappelletto, le due donne travolte sul terraglio dall'auto di Roni Levakovic, il 25enne rom accusato di aver guidato a folle velocità. Il secondo, la mattanza di Pieve di Soligo con la morte di Adriano Armelin, avvenuta poche ore dopo essere stato rapinato e pestato dal 36enne marocchino Mohamed Boumouaran. Due fatti diversi, dice il prefetto, simile il carico di dolore e sconcerto. Sidoti usa termini precisi. Si è trattato di episodi che sono di natura assolutamente diversa, di completa incoscienza nel caso dell'incidente stradale che si è verificato, incoscienza delinquenziale perché non si va in strada in quel modo. In un altro caso è stato un furto che ha avuto purtroppo delle conseguenze gravissime. Faccio sempre le mie condoglianze alla famiglia. Connesso chiaramente il capitolo dei controlli e quindi della prevenzione. Noi negli ultimi tempi, si è visto, abbiamo incrementato notevolmente i nostri servizi sul territorio, sia l'Arma dei Carabinieri che la Polizia di Stato. In corso, assicura Sidoti, anche la sostituzione di quei militari dell'esercito impegnati nell'operazione Strade Sicure nella Marca, come in stazione a Treviso, e in questi giorni dislocati dal Ministero nei punti sensibili del paese a seguito della crisi ucraina, una riallocazione segnalata e contestata anche dal sindaco Mario Conte. Un decremento dal punto di vista numerico delle forze in campo, ma noi stiamo già rimodulando i servizi in modo da poter sopperire a questa carenza. Queste le forti rassicurazioni del prefetto Sidoti, mentre a Pieve di Soligo questa mattina si è tenuto, nonostante il dissenso del sindaco, il flash mob sulla sicurezza in ricordo di Adriano Armelin. Subito si è innescata la polemica a distanza tra il primo cittadino Soldan e il commissario provinciale della Lega Boff. Alla fine il gazebo non è stato allestito, ma al suo posto si è tenuto un flash mob. Una cinquantina di persone, tra politici, amministratori e simpatizzanti di Lega e Fratelli d'Italia, si sono dati appuntamento questa mattina in piazza Caduti a Pieve di Soligo, in ricordo dell'83enne Adriano Armelin, a una settimana dalla sua uccisione da parte del 36enne marocchino sbandato e senza fissa dimora. Giustizia e pene certe, lo striscione srotolato dai partecipanti. La giustizia non basterà mai a colmare il dolore di quella famiglia. Quello che però possiamo chiedere è che le pene siano severe e siano rispettate. Nella stessa settimana in cui piangiamo un concittadino, un cittadino di Pieve di Soligo massacrato a casa sua per niente, ecco, nella stessa settimana sentiamo che vengono sguarnite le strade dai militari dell'operazione Strade Sicure. Uno Stato che ritira le proprie truppe e il presidio dei militari dalle piazze delle grandi città, che manda una nota alle forze dell'ordine perché non inseguano i ladri per non provocare incidenti, che invita a non utilizzare il taser oppure lo ritira laddove è utilizzato, non è uno Stato al fianco dei cittadini. Accanto alle motivazioni della manifestazione si è innescata l'inevitabile polemica con il sindaco che ha vietato lo spazio al gazebo. La cosa che mi stupisce più di tutto è che il sindaco, che è massima autorità di pubblica sicurezza, oggi dovrebbe essere qui con noi a chiedere la certezza della pena e a chiedere giustizia per i propri cittadini. Io non sono stato invitato e comunque avevo già manifestato la mia contrarietà a questo tipo di manifestazione fin tanto che non fossero avvenute le esequie del signor Armelin. Secca la replica di Boff durante la nostra prima edizione del telegiornale, dove ha paragonato il sindaco di fatto ad un podestà. Probabilmente pensa che il fatto di essere sindaco corrisponda forse
a cose di qualche cinquantina, settantina di anni fa, dove il sindaco era onnisciente rispetto a come si gestisce un territorio. Sindaco che dal canto suo rilancia con un'altra manifestazione, però dopo i funerali di Armelin, che si terranno martedì pomeriggio alle 15 nel Duomo di Pieve di Soligo. E anche con le altre comunità e aprendo a tutte le forze politiche e alla cittadinanza penseremo magari a una fiaccolata, a un momento di ricordo tutti insieme. E torniamo all'incidente del 24 marzo scorso sul terraglio, costato la vita alle due donne di Preganziol, Miriam Cappelletto e Mara Visentin, perché oggi Tommaso Levakovic, zio del 25enne rom che le ha travolte, ha voluto ringraziare Don Fabio Bergamin per aver ricordato nella sua omelia il nipote. Volevo ringraziare il parroco Don Fabio Bergamin per aver dedicato 2 parole per mio nipote Romy, che sta lottando tra la vita e la morte. Oltre bellissime parole dedicate alle 2 vittime, Mara e Miriam. Non è passato inosservato il richiamo del parroco di Concio alla carità cristiana per Ronny Levakovic nell'omelia di ieri per i funerali di Miriam Cappelletto. Perché la fragilità ci appartiene. Allora penso sia importante anche oggi affidare al Signore Ronny, che sta lottando per la vita. Una famiglia, i Levakovic, che non smette di chiedere scusa alle famiglie delle 2 vittime della tragica corsa di Ronny. In questi 2 giorni noi famiglia di Ronny siamo stati vicino a queste 2 famiglie, con il pensiero e soprattutto con il dispiacere. Una vicinanza umile e discreta, fatta di piccoli gesti quotidiani come questi fiori deposti nel luogo dell'incidente, ma soprattutto i messaggi continui con la richiesta di perdono per un gesto tanto sconsiderato. Vi facciamo le nostre condoglianze e spero che accetterete le nostre scuse. Non dico altro. Non si mette bene per Sanders, il cestista americano dell'Umana Reyer, protagonista qualche mattina fa all'alba di una corsa folle contromano in autostrada sulla 27 all'altezza di Conegliano. Rischia la rescissione del contratto e non solo. Mentre le procure di Venezia e Treviso stanno esaminando il caso di Victor Sanders, per il giocatore della Reyer la società sta valutando la rescissione del contratto. Il filmato della bravata notturna in contromano per 40 km lungo la A27 sarà acquisito dalla Polizia Stradale di Vittorio Veneto. L'auto su cui viaggiava Sanders, presa a noleggio dalla società, è stata sottoposta a fermo amministrativo, mentre lui denunciato per guida in stato di ebbrezza e per essersi rifiutato di sottoporsi al drug test. Contestate anche la guida contromano, l'eccesso di velocità, il danneggiamento del guardrail della sede stradale, oltre a non essersi fermato all'alt degli agenti della Polstrada. La sanzione per ora è di 1.000 euro, ma potrebbe arrivare fino a 13.000. Da chiarire poi anche la prima parte della notte folle vissuta da Sanders e capire cosa abbia scatenato la reazione dei 2 cestisti della Reyer nel locale mestrino e se ci sia stata un'aggressione. Quando da una parte Theodor si calmava, Sanders è stato bloccato invece da un carabiniere. Intanto domani il giocatore non prenderà parte alla trasferta di Reggio Emilia, dove invece ci sarà Theodor, nei confronti del quale il club veneziano non ha preso alcun provvedimento disciplinare. Grave uscita di strada nel primo pomeriggio di oggi a Maser verso le 14.25. Una moto guidata da un 21enne residente a Caerano di San Marco è finita fuori strada lungo via Barco. Sul posto sono intervenuti l'elicottero del SUEM 118 e gli agenti della polizia stradale per i rilievi del caso. Il motociclista portato in ospedale a Treviso non sarebbe in pericolo di vita. Da una prima ricostruzione dell'incidente sembra che il giovane, forse a causa dell'alta velocità, abbia perso il controllo della moto. Ritorniamo in città a Treviso per raccontarvi di un blitz, quello del centro sociale Django, ed è subito polemica con l'amministrazione comunale.
Segnare la rete, l'unica azione giusta da compiere quando in nome del decoro si recintano le persone per delimitare lo spazio dei cittadini degni da quelli che non meritano di essere liberi. Queste le prime righe del comunicato stampa con cui i ragazzi del centro sociale Django hanno spiegato l'azione messa in atto questa mattina, quando vestiti con tute bianche e armati di cesoie hanno tagliato la rete che divideva il dormitorio di via Pasubio dal vicino parco giochi, rete che poi in segno dimostrativo è stata portata a Casugana. Lo scorso gennaio il sindaco di Treviso Mario Conte aveva fatto installare la recinzione dopo la segnalazione di alcuni genitori che frequentano con i propri figli le giostrine del parco della presenza di escrementi e rifiuti lasciati dagli ospiti del dormitorio. Una decisione, quella del primo cittadino, che era stata criticata da alcuni residenti del quartiere che avevano parlato di una forma di ghettizzazione. Forse per qualcuno l'azione dell'amministrazione comunale non sembrerà così grave, ma se si presta attenzione il segnale è chiaro: se sei povero o indigente senza casa sei un problema da rinchiudere. Fino a che punto si possono accettare queste politiche? Si legge nel comunicato del centro sociale. È necessario opporsi ad un mondo sempre più costoso dove la violenza è perpetrata dalle istituzioni che guerreggiano e impoveriscono in nome della crescita economica per pochi. I segnali di questa tendenza sono diversi. Uno di questi l'abbiamo abbattuto questa mattina, concludono i ragazzi del Django, e non si è fatta attendere la replica del sindaco Conte. Questo è il loro modo di manifestare, danneggiando, prevaricando e soprattutto poi scappando quando hanno visto arrivare le forze dell'ordine, quindi nemmeno ci mettono la faccia. Tra l'altro tolgono una recinzione, sarebbe curioso capire se le loro abitazioni sono prive di recinzione e aperte a chiunque passi, verificheremo anche questo. Quindi ci saranno conseguenze per questo gesto? È un gesto che più che altro disturba, infastidisce e danneggia la comunità, perché adesso per ripristinare questa recinzione dovremo utilizzare denaro pubblico e quindi la comunità trevigiana ringrazierà i componenti del centro sociale Django. Mario Conte, che da alcuni giorni ha dichiarato guerra al fenomeno delle baby gang e che sta incontrando diversi giovani. Facciamo il punto. Io li sto incontrando quotidianamente, ne incontro di bravi nello sport, bravi nella cultura, incontro di bravi a scuola, incontro di vivaci, incontro ragazzi che hanno anche sbagliato, come posso aver sbagliato anch'io nella mia gioventù, però è fondamentale creare un punto di contatto, creare una città che possa ascoltare quelle che sono le loro esigenze. Per Mario Conte incontrare e parlare con i ragazzi della città non è una cosa nuova. In questi giorni però, come preannunciato in Consiglio Comunale, il dialogo si è intensificato, complici fatti di cronaca dell'ultimo periodo. Il fenomeno delle baby gang, ma anche gli episodi di bullismo e vandalismo, non possono che alzare il livello di guardia. Questo disagio giovanile che emerge soprattutto nei weekend ed è un fenomeno che si sta purtroppo presentando in tutta Italia, è solo la punta dell'iceberg di un disagio che coinvolge istituzioni, scuole, famiglie, adulti e i ragazzi. Questo significa intervenire anche nelle scuole, potenziando ulteriormente l'educazione civica. Se ne vede proprio la necessità di una ripresa forte, adesso che la scuola è in presenza, adesso che anche gli studenti manifestano anche tutto il disagio che questi 3 anni, purtroppo 2 anni e mezzo, hanno portato con sé. Quindi c'è grande attenzione proprio a queste tematiche, tutte le tematiche che guardano alla ripresa della vita sociale. Non a caso tra gli incontri delle ultime ore quello tra il sindaco e i ragazzi della scuola professionale Lepido Rocco, impegnati tra gli stand di Gusto Artigiano in piazza Borsa. Quando vi dico che la stragrande maggioranza dei giovani sono bravi, vuol dire anche questo, no? Ragazzi che studiano, che imparano un mestiere, che si mettono a disposizione della comunità, della città, dei turisti, dei visitatori. E vedete, di questi siamo tutti quanti orgogliosi. Credo che loro siano i veri influencer, per quelli magari un po' più annoiati, che si lasciano andare a dei comportamenti che fanno male soprattutto a loro stessi. Primo weekend con meno restrizioni in Italia, anche sul nostro territorio, mentre a Shanghai in Cina è lockdown drastico. Questo è il racconto di un imprenditore veneto. Hanno adibito dei container
e tutti i sintomatici senza gravi condizioni rimangono dentro fin tanto che un test sia negativo, dopodiché stanno altri 14 giorni all'interno di quel container e poi possono uscire. Può passare anche un mese all'interno di un container. Ci sono situazioni che in Italia sarebbero insostenibili, imbarazzanti, non sarebbe umanamente possibile. Dico umanamente, ma qui umanamente funziona così. I sintomatici non gravi in container, una fessura per il cibo. Gli asintomatici raccolti nei poli fieristici in attesa di negativizzarsi. Gli altri tutti in casa, nel più grande lockdown che la città ricordi. Cronache dalla Shanghai deserta. Fino a dicembre la situazione era di totale tranquillità, poi è arrivata la variante Omicron. E allora, se in Occidente la scelta è quella della convivenza con il virus, in Cina il percorso è quello del Covid-0, annullare il contagio, anche a fronte di cifre che qui sarebbero impensabili. Oggi a Shanghai ci sono 38.000 asintomatici e 1.500 in una città da 25 milioni di abitanti. Quindi sembrano per voi numeri irrisori, qui è una tragedia. Lo sa bene Riccardo Parisi, imprenditore bassanese che da più di 10 anni vive e lavora a Shanghai e che prima del grande lockdown ha cercato una via di uscita per quanto possibile. Il 29 ho deciso di scappare da Shanghai perché ci sarebbe stato il grande lockdown, ben pensando di andarmene. Sono in un'isola a sud della Cina, ho dovuto fare diversi tamponi per potermi muovere. Quando sono arrivato ne ho fatto un altro in aeroporto perché era obbligatorio. E in quel momento hanno scoperto che nei giorni precedenti c'era un caso, e ci hanno portato in un Covid hotel. Noi siamo chiusi in un Covid hotel dal 29 scorso. Qui la regola è che ognuno è in una stanza. Volevano separarmi da mia moglie che è incinta, al che ho dovuto litigare per convincerli a tenerci assieme. C'era un'altra famiglia di italiani, papà, mamma e bambino di 12 anni, e volevano mettere il bambino di 12 anni in stanza da solo. Mentalità occidentali in un paese orientale, ci vuole molta flessibilità, racconta Parisi, che spiega anche il perché della decisione drastica dettata anche dall'alta densità della città. A pesare inoltre il grande spavento di quanto avvenuto a Hong Kong a gennaio, 150.000 contagi e 200 morti al giorno. Ma lo stesso Parisi, pur giudicando indecenti certe situazioni sotto gli occhi di tutti, sa anche che questo sistema ha consentito al paese di riaprire in passato prima di tutti. La filosofia è chiudere ora per poco, per non bloccare tutto poi. Se loro ci riusciranno ad aprile, secondo me avranno vinto, perché comunque sarà stato un problema di febbraio, marzo, aprile. Ma perché sta accadendo tutto questo in Cina? La risposta è lampante, sta nella politica vaccinale. C'è il 75% di popolazione vaccinata, ma il problema è che i vaccini cinesi, fatemelo dire, fanno schifo, non funzionano. Il 20-25% della popolazione vaccinata è anziana perché per retaggio culturale non hanno voluto vaccinarsi, e ovviamente per i numeri irrisori che in questi 2 anni si sono verificati in Cina non c'è immunità di gregge. Ora Parisi attende di poter tornare alla vita di tutti i giorni e al lavoro, e se gli si chiede quale sistema sia migliore tra Occidente e Oriente, risponde così. Probabilmente il buono di entrambe le parti fanno l'optimum, però devo dire che da fuori mi sembra che gli italiani, i veneti, in questi 2 anni siano stati molto bravi e diligenti e abbiano portato davvero un sacco di pazienza, e finalmente secondo me si meritano un po' di libertà. Ho un aggiornamento di cronaca perché sono proseguite anche oggi le ricerche di Antonella Bortolato, la donna di 67 anni scomparsa nei giorni scorsi da casa a Silea. Oggi sulle sue tracce si sono mossi anche gli uomini della Protezione Civile, oltre ai vigili del fuoco e alle forze dell'ordine. Le ricerche andranno avanti anche nei prossimi giorni. Adesso per noi la pubblicità, fra poco. Di nuovo in diretta per andare ad Asolo, dove questa mattina è stata posta la prima pietra di un'opera molto attesa. Tra le mani del sindaco Mauro Migliorini, del ministro per i rapporti con il Parlamento Federico D'Incà, del prefetto Angelo Sidoti e della dirigente dell'ufficio scolastico regionale Carmela Palumbo, la prima pietra della nuova palestra polivalente di Asolo viene simbolicamente posata. Parla di momento storico il primo cittadino nel giorno dell'avvio dei lavori per la realizzazione di un'opera attesa dalla città da oltre 40 anni. La struttura si estenderà su 1700 metri quadri di superficie, di cui 1260 coperti,
per un costo complessivo di 2.800.000 euro. Sarà un edificio a energia quasi zero, finalizzato cioè al massimo risparmio energetico, al minimo impatto ambientale e alla riduzione di emissioni di CO2. Nel suo discorso il ministro D'Incà ha voluto ricordare le parole di Don Alessio Albertini, responsabile del centro sportivo italiano. Lo sport dovrà trovare felice, durare libertà, credo che sono le parole che si adattano perfettamente al momento attuale, perché noi usciamo da una pandemia che ci ha fatto soffrire tantissimo, un momento difficile e complicato che ha prodotto anche una lontananza, una frammentazione delle nostre comunità. Finalmente abbiamo una speranza di ritrovarci, sarà compito dello sport unire i giovani e dare un'educazione. La pietra che posiamo oggi, ha aggiunto il ministro D'Incà, è un simbolo in questo momento così difficile. Le nostre comunità hanno reagito ancora una volta con l'accoglienza dei profughi ucraini, dimostrando di essere resistenti e resilienti. La palestra, i cui lavori saranno completati in un anno, sarà a disposizione di scuole, società sportive, ma anche della comunità, visto che il Comitato di Pubblica Sicurezza ha concesso l'autorizzazione all'organizzazione di eventi, spettacoli e manifestazioni. Oggi, tra l'altro, a margine di questa cerimonia, il sindaco Migliorini ha dato un importante annuncio che non riguarda solo Asolo. La fiaccola olimpionica di Cortina 2026 passerà sul nostro territorio, si fermerà nella serata del 16 settembre ad Asolo e per tutta la notte sarà ad Asolo. Il 16 settembre 2022 è una di quelle date da segnare in rosso sul calendario, una giornata storica per gli asolani, ma non solo, che potranno vedere da vicino uno dei simboli dei Giochi invernali di Cortina Milano in programma nel 2026, ovvero la fiaccola olimpica. Prima di giungere qui sarà a Castelfranco, poi venerdì 16 settembre l'arrivo ad Asolo, prevista per la serata la Notte Bianca, per far vivere a tutta la comunità questo momento unico, ma l'amministrazione comunale insieme a CONI e associazioni sportive sta lavorando all'organizzazione di un grande evento. E anche una location che possa essere all'interno del municipio in cui la fiaccola possa essere vista e ammirata. L'indomani la fiaccola riprenderà il suo viaggio e farà tappa a Possagno in occasione di un evento legato alle Paralimpiadi. Andiamo adesso a Belluno. A Belluno, dove si parla di Olimpiadi, ma sotto un'altra chiave di lettura, soprattutto guardando alla Val di Zoldo, che resta isolata perché, come sapete, la strada di accesso alla valle è chiusa. Ne ha parlato oggi il ministro D'Incà. Dobbiamo usare i fondi per le Olimpiadi, la viabilità è cruciale sia per l'evento che per contrastare lo spopolamento. Queste le parole del ministro. Quella strada ha bisogno di alcune gallerie e chiaramente cercheremo di fare il possibile per riuscire a rispondere al territorio anche attraverso le risorse che sono dedicate alle Olimpiadi, che quindi possono, secondo me, essere utilizzate per quel territorio. Intervenire sulla viabilità della Val di Zoldo non solo è possibile, ma le risorse potrebbero essere recuperate già nella programmazione per le opere in vista dei Giochi Olimpici, quelle, per intenderci, utilizzate in questi ultimi anni per i lavori sulla Lemagna, varianti di Longarone e Cortina in Testa. La stessa strada 251 quindi potrebbe avere un ruolo anche nella gestione viaria dell'evento. Io già nel passato ho indicato quanto fosse importante investire, perché anche uno dei collegamenti Bretella, che nel caso in cui fossero delle problematiche per le Olimpiadi, ci permette di poter alleggerire il peso. Per intervenire con tempestività, dice il ministro bellunese, serve un riallineamento tra livelli istituzionali. Il messaggio è diretto in primis alla Regione. Dobbiamo cercare di costruire insieme una pianificazione. Chiedo alla Regione Veneto di più ancora un lavoro comune insieme per riuscire a trovare queste risorse e continuare, diciamo, a poter permettere a queste persone di vivere all'interno delle nostre montagne. Viabilità intervalliva come argine allo spopolamento e allo stesso tempo come assicurazione in un territorio soggetto ai cambiamenti climatici. Ho seguito attentamente le problematiche dell'incendio prima, immaginate che oggi le strade hanno la neve, quindi veramente eventi climatici che ci devono far riflettere. Intanto la 251 resta chiusa e lo Zoldano di fatto isolato. I versanti indeboliti dagli incendi della scorsa settimana adesso fanno i conti con i rovesci, sopralluoghi e primi interventi sono in corso. È necessario che cessino le piogge per avere un quadro più preciso della situazione, scrive il sindaco di Val di Zoldo Camillo De Pellegrino sui social. Ad ogni modo una riapertura è ipotizzabile entro una settimana, ma non c'è nulla ancora di ufficiale.
I temi dell'economia con il caso ACC e gli sviluppi delle ultime ore con la firma, l'accordo tra il gruppo Wanbao ACC e il colosso dell'elettrodomestico bengalese Walton Group. Tra i sindacati c'è grande amarezza per la perdita di un'eccellenza industriale italiana, ma ora si guarda con speranza all'incontro tra sindacati e regione previsto per martedì prossimo. Per noi questa giornata non è stata una giornata di festa, subito ci è venuto in mente tutto quello che abbiamo fatto insieme ai lavoratori e alle lavoratrici di ACC per salvare quella produzione. Amarezza da parte dei sindacati per l'accordo di cessione firmato ieri a Palazzo Cinotti a Borgo Valbelluna riguardante la cessione delle storiche linee di produzione del gruppo Wanbao ACC al magnate bengalese dell'industria dell'elettrodomestico Walton Group. Non si parla soltanto di una cessione fisica dei macchinari, ma anche e soprattutto del know-how ad essi collegato, un'eredità storica rappresentante un'eccellenza della produzione industriale italiana ed europea. Il fatto di essere stati costretti a cedere le linee, insieme alle linee tutto il sapere che in quelle linee era contenuto, per noi è una sconfitta che per noi va sottolineata oggi, e la sconfitta è dovuta al fatto che lo Stato italiano, il Ministero dello Sviluppo Economico e il Governo non hanno creduto che attraverso il finanziamento di un nuovo progetto industriale quelle produzioni potessero rimanere un'eccellenza delle produzioni manifatturiere italiane. Tra i punti dell'accordo di cessione si apre la possibilità di una rioccupazione, almeno temporanea, di alcune decine di lavoratori di ACC, ai quali sarà affidato il compito di formare i loro colleghi bengalesi sull'utilizzo e l'operatività dei macchinari e forse anche sugli aspetti sindacali del lavoro. Credo che sia una soluzione possibile. È una soluzione naturalmente temporanea, però le conoscenze e le capacità che questi lavoratori hanno sicuramente saranno trasferite a lavoratori che forse ancora non hanno quelle competenze, e speriamo che quei lavoratori che hanno dentro l'azienda di Mel ottenuto anche migliori condizioni salariali e rispetto alle tutele dei diritti possano esportare anche questi in Bangladesh. Non credo che la condizione materiale dei lavoratori e lavoratrici in quel paese sia da equiparare a quella europea e italiana. Rimane però sospeso il nodo fondamentale, il riassorbimento e la rioccupazione di tutti i restanti lavoratori ancora in lotta per il proprio futuro professionale. Martedì l'incontro in regione con i sindacati per la definizione dell'accordo. Da Mel non uscirà un bullone finché non ci sarà un accordo per il subentro di SEST in ACC. Senza la chiusura dell'accordo, dell'ipotetico accordo, non ci sarà nemmeno lo smontaggio e la vendita delle macchine. È tutto anche per questa edizione da Belluno e Treviso. Vi lascio alle previsioni del tempo. Buon proseguimento. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia. Laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Bentrovati al meteo. Domenica 3 aprile l'area di maltempo si allontana verso i Balcani. Si profila dunque un miglioramento del tempo, ma ancora con un clima fresco. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto sarà generalmente più asciutto rispetto ai giorni scorsi, lo vediamo sulla pianura, alternanza di nuvole e rasserenamenti, e sui monti invece sarà più nuvoloso, qui con quota neve attorno ai 600-800 metri. Temperature con andamento irregolare, minime tra lo 0 e i 6 gradi, massime fresche tra 10 e 13 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui più nubi in mattinata, maggiori schiarite poi con il passare delle ore. Bora moderata sulla costa, a regime di brezza al pomeriggio. Temperature minime tra 1 e 6 gradi, massime sugli 11-12 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, asciutto anche qui, in buona parte soleggiato, insomma il sole sarà presente a sprazzi ma comunque senza precipitazioni. Temperature minime intorno a 1-2 gradi, massime sugli 11-12 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. A Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.